Siamo qui alla Protezione Civile per la firma delle magliette da parte di Andrea Vendrame e Sciascia Modolo per consegnarle a chi ha vinto l'asta e i soldi andranno alla Protezione Civile. È una grande iniziativa che vede unirsi quello che è lo sport, il ciclismo, che è una caratteristica peculiare del nostro territorio, insieme alla solidarietà. Per cui una grandissima giornata. Quest'anno sarebbe stato l'anno del ciclismo conegliano con i campionati junior, con il campionato giovanile e con il Giro d'Italia, ma oggi è una grande giornata con la solidarietà. Per cui ciclismo e solidarietà. Ringraziamo Vendrame e Modolo per aver messo all'asta le proprie maglie, Alberto di Ca del Poggio per aver coordinato il tutto e a Lino per aver poi comprato le maglie, perché ci vuole anche qualcuno che le compra, no? Le maglie. E tutto questo è unito a un grande progetto che è quello della cucina per la Protezione Civile. Ricordo di Sandro Stefan, una persona che è venuta a mancare l'anno scorso e che era un punto di riferimento per la Protezione Civile, per cui un insieme di valori che oggi si fondono tutti assieme in una grande giornata per la città di Conegliano. Attraverso gli appelli social che Ca del Poggio ogni settimana propone, da quando è iniziato questo momento di chiusura di tutte le nostre attività, si sono sviluppate tantissime e molteplici iniziative che riguardavano un po' tutto il mondo economico, turistico, alberghiero, ma anche sportivo. La serata che abbiamo fatto con Andrea Vendrame e Sciascia Modolo, che sono qua presenti, sono state tra le più seguite, e alla fine della quale i due ragazzi spontaneamente hanno preso la decisione di proporre e di mettere a disposizione di tutti quanti le loro due magliette per una raccolta fondi con una destinazione comune, che era quella alla Protezione Civile di Conegliano. Alle 22 del 1° di maggio avevamo due bei risultati, ma alle 22 e qualche minuto, proprio qui presente Lino Bet, amante dello sport, imprenditore di Santa Lucia, ha voluto fare un'offerta che alla fine è riuscita a giudicarsi l'asta di tutte e due le magliette. Imprenditore Lino, come ti è venuta l'idea di accaparrarti quest'asta che ti ha portato a portare a casa naturalmente le due ambite maglie? Come ho detto, era da tempo che avevo il desiderio di dare qualcosa di offerta alla Protezione Civile, perché per me sono le persone straordinarie, nel senso che aiutano, danno una mano morale di possibilità a tutte le persone che hanno bisogno, che in questo momento ci sono molte persone che hanno bisogno. E la Protezione Civile ci sono dentro delle persone straordinarie che con la loro volontà, con la loro disponibilità aiutano queste persone, insomma. Mi hanno detto che in questi giorni ti sei allenato intorno a casa sul piccolo circuito, però hai raggiunto i 100 km, mi racconta? Ma sì, le autorità hanno dichiarato che ci si poteva allenare con le dovute precauzioni intorno al proprio comune di residenza. Io ne ho approfittato nel girare attorno a Santa Lucia di Piave, visto che è il mio comune di residenza. Ho appunto fatto 100 km nella prima uscita, era proprio un senso liberatorio dopo tanto che eravamo chiusi in casa nel Farrulli, quindi è stata una bella cosa per noi corridori, ecco. Ho visto molta gente all'esterno per divertirsi, per assaggiare appunto questi profumi di aria fresca che ci mancavano. Poi questa iniziativa che abbiamo devoluto alla Protezione Civile è stato un piacere per noi, io e il mio collega Sasha, devolvere questa cifra, grazie a Lino Bet appunto per le offerte che ha fatto. Era appunto un'iniziativa che ci è venuta in mente durante la serata in diretta con Alberto di Ca del Poggio e niente, volevamo fare qualcosa di bene e appunto mettendo in palio due maglie nostre ce la siamo cavata nel migliore dei modi. Pensando di fare qualcosa di buono per la comunità ci è venuto in mente questa cosa, l'unica cosa che noi possiamo fare è donare qualcosa di nostro e sperare che qualcuno mettesse qualche soldino per comprarle, così è stato, e far del bene va sempre bene, anche quel poco che riusciamo a fare cerchiamo di farlo, insomma. Si ricomincia a pedalare? Sì, sono uscito oggi, la prima uscita ho fatto poco perché comunque la condizione è scesa drasticamente e non si sa neanche quando si andrà a correre. Speriamo per fine anno, però adesso sì, si esce in bici tanto per riprendere un po' il moto, rimettere un po' in moto il fisico, ma niente più.
Fra te e Andrea, chi è più in forma oggi? Ma chi è più in forma? Penso lui. Io non sono un amante dei rulli dell'allenamento indoor, quindi lui invece è un po' più motivato. Abbiamo qui i due motori dell'iniziativa, Alberto Di Cadelpoggio e Santarossa, Gian Domenico Santarossa. Alberto, partiamo da te. Già dal mese di marzo abbiamo lanciato questo per i social che nasce da un'idea di un team di ragazzi che collaborano con me, tra cui c'è anche Gian Domenico. E la serata del 22 di aprile l'abbiamo tenuta con due dei nostri ciclisti locali professionisti che sono Sasha Modolo e Andrea Vendrame. In quell'occasione, con l'aiuto di Gian Domenico, siamo riusciti a strutturare una bellissima serata e spontaneamente i due ragazzi hanno portato alla fine di questa chiacchierata che è durata mezz'ora, dove abbiamo parlato di territorio, sport, ma anche di situazioni di emergenza sia dal punto di vista della nostra attività di ristorante e hotel, ma anche quella loro di come potersi allenare. Ne è nata spontaneamente l'idea di mettere all'asta le due magliette e di promuovere questa raccolta fondi con una finalità molto importante, che era quella di aiutare la protezione civile di Conegliano. Gian Domenico, che dopo dirà le sue qualcosa, sicuramente ha dato un impegno importante seguendo tutta quella che era l'asta e comunicando in maniera adeguata a tutte le persone che hanno voluto partecipare quello che era la finalità del progetto. Poi oggi a sorpresa il sindaco di Conegliano ci ha anche comunicato dove saranno destinati i fondi che aiuteranno in parte la realizzazione di questa bellissima cucina, chiamiamola da campo, che la protezione civile potrà utilizzare in tantissime occasioni. Quindi grazie a chi ha partecipato, grazie a Lino Bet che ha vinto questa meravigliosa asta, donando con il cuore anche una cifra importante che sicuramente potrà aiutare questo progetto. Allora un motore senza benzina non funziona, la benzina dei due sei tu. Ma diciamo, non è che sono io insieme, certo che una parte importante del serbatoio aiuto Alberto diciamo a far girare questo motore, ecco. Diciamo che rispetto ad Alberto io sono un po' più il commerciale per quanto riguarda il ciclismo, in quanto ho fatto l'ex ciclista, per cui tanti ragazzi e l'ambiente lo conosco bene, per cui è nata questa idea che si pensava già dai primi di marzo, ecco, di realizzarla. Alla fine è stata conclusa con quest'asta benefica, lanciando questa idea della maglietta, e mi sembra che sia riuscito tutto perfettamente.